E dopo aver sentito i due fighter che tanto ben si sono comportati nei campionati italiani Elite, andiamo a parlare con il loro mentore, quindi il loro allenatore Maurizio Muretti. Intanto complimenti, 2 atleti al seguito, un oro e un argento. Sì, devo ringraziare questi ragazzi che si sono impegnati quest'anno e siamo riusciti ad andare al traguardo più alto che potevamo prendere. Era un orgoglio per me stare lì il giorno delle finali con 2 ragazzi sul ring a giocarsi il titolo ed eravamo l'unica società in tutta Italia con 2 pucci lì della stessa società a giocarsi una finale. Questi ragazzi ormai ce l'ho da 7 anni, come erano ragazzini piccoli e adesso stanno raccogliendo i frutti di tutto questo lavoro fatto insieme. Maurizio, la box è uno di quegli sport individuali al massimo, quindi c'è tanto impegno, sacrificio, lavoro, però poi alla fine, diciamocela tutta, anche per il loro trainer, per il loro allenatore, è una soddisfazione immensa riuscire a portare questi risultati. Perché? Perché significa che è un lavoro ben riposto. Sì, per noi queste medaglie sono come uno scudetto per il calcio. Siamo campioni d'Italia e quindi è un lavoro che abbiamo iniziato tanti anni fa e sta portando i suoi frutti. Nella mia società gli mancava ancora questo titolo italiano Elite, ho vinto parecchi titoli a livello giovanile, junior, youth ed era l'unica medaglia che mi mancava, quella degli Elite. Adesso abbiamo sentito Aroni che probabilmente passerà pro fra poco e poi Cristian Zara che si sta preparando anche lui per continuare in questa crescita. Che cosa ci proporrà il 2019 per la palestra? Guarda, per Cristian Zara ci sono parecchie novità a livello di nazionale, quindi siccome ha ancora 21 anni dovrebbe partecipare ancora quest'anno ai campionati Elite Under 22 dove 2 anni fa prese il bronzo e poi niente, lì ce la giochiamo perché è anno di qualificazioni, lui è campione d'Italia, quindi vediamo cosa ne esce. Per Andrea aspettiamo un momento, adesso siccome è un finalista potrebbe avere una convocazione anche in nazionale, aspettiamo se c'è questa convocazione, vediamo cosa ne pensano i tecnici della nazionale, ma siamo pronti al passaggio pro e credo che esordirà a marzo nella riunione di Tore. E questo è davvero importante, quindi l'Accademia Box Torres 1986 proporrà un 2019 decisamente interessante. Sì, siamo pronti per quest'anno nuovo. Bocca al lupo. Grazie, crepi.